Gli sviluppi sull'omicidio di Vanessa Zappalà, intervento del deputato Giusy Savarino. Arrivano a centinaia a Lampedusa, 18 sbarchi in un giorno. Presentato a Realmonte un libro scritto da Alberto Todaro. I nuovi arrivi in casa Acragas, ad Aragona attesa per omologare il nuovo stadio, in arrivo coperture per quello di Messina. Bentrovati con TVA Notizie. Gli sviluppi sull'omicidio della giovane Vanessa Zappalà, con il papà che accusa il GIP per avere liberato l'uomo. Il servizio di apertura di Arturo Cantella. Si è suicidato Antonino Sciuto, il 38enne ricercato per l'omicidio della ex fidanzata Vanessa Zappalà di anni 26, avvenuto presso il lungomare di Aci Trezza nella giornata di ieri. A trovare il corpo sono stati i carabinieri della compagnia provinciale di Catania in collaborazione con quelli del luogo, che hanno scoperto la sua auto posteggiata nelle vicinanze. L'uomo è stato trovato impiccato a una parete di un casolare di una campagna di Contrada Trigona a Trecastagni, di proprietà di un suo familiare, uno zio. Le ricerche all'interno sono state avviate dai carabinieri dopo il ritrovamento nelle vicinanze della Fiat 500 che lo stesso Sciuto aveva noleggiato e che la notte scorsa aveva usato per recarsi a commettere l'omicidio nel lungomare di Aci Trezza. Nella vettura gli investigatori hanno anche trovato altri 28 proiettili calibro 7,65. Una scritta di scuse ai propri genitori e ad alcuni familiari è stata trovata nel muro accanto al corpo di Antonino Sciuto, il 38enne ricercato per l'omicidio dell'ex fidanzata Vanessa Zappalà di anni 26, che si è suicidato in una casa di campagna di uno zio a Trecastagni. Non è stato trovato al momento alcun riferimento alla vittima. Ricordiamo che la sparatoria è avvenuta verso le 3 della notte scorsa vicino al porticciolo del lungomare di Aci Trezza, frazione Marinara, nota perché i Verga aveva ambientato i suoi malavoglia. Ricordiamo che la vittima era in compagnia di alcuni amici quando l'ex fidanzato proprio Sciuto, con il quale aveva interrotto la relazione in maniera brusca, si è presentato pare chiedendo un chiarimento e le ha sparato diversi colpi a arma da fuoco, uccidendola all'istante. Nella sparatoria è anche rimasto ferita di striscio un'amica della vittima. Diverse le attestazioni di solidarietà per questo vile gesto, che recentemente non accenna a diminuire, anzi, tra i tanti, quello del deputato agrigentino all'Arse e presidente della Commissione Ambiente, l'agrigentina Giusy Savarino, che afferma come bisogna rafforzare le misure a tutela delle donne. Per Giusy Savarino un femminicidio annunciato che lascia sgomenti e rivela tutta l'inefficacia delle misure di protezione, quello consumato nella notte ad Aci Trezza. L'onorevole Savarino, rappresentante all'Ars nel forum regionale antiviolenza, afferma come Vanessa Zappalà era una giovane donna di soli 26 anni, uccisa a colpi di arma da fuoco da un ex fidanzato già denunciato per stalking e messo agli arresti domiciliari, ma poi scarcerato e sottoposto al solo divieto di avvicinamento. Purtroppo, continua Giusy Savarino, questo ennesimo caso di violenza di genere impone una riflessione sugli strumenti a disposizione delle autorità, sul bisogno di rafforzare le misure a tutela delle donne, a cominciare dall'uso del braccialetto elettronico, perché è destinatario di misure di prevenzione. Una scia di femminicidi che vede mariti, compagni ed ex fidanzati trasformarsi da amanti in carnefici finché non riusciremo a difendere ogni donna e porre fine all'esplosione di questi episodi. Non potremo dirci soddisfatti del livello di civiltà raggiunto dalla nostra società. Così conclude l'onorevole Giusy Savarino. 18 sbarchi in un giorno a Lampedusa. Di fatto il Ministero dell'Interno, retto dalla Lamorgese, si limita soltanto a disporre il trasferimento dei migranti dall'isola. Vediamo. 18 sbarchi in un giorno. L'hotspot di Lampedusa, di nuovo al collasso, con 1000 migranti ospiti, e il Ministro dell'Interno che si limita a disporre il loro trasferimento in altri centri come Porto Empedocle, che continua ad essere luogo di appoggio per chi continua ad arrivare liberamente. 18 sbarchi in un giorno dà la misura dell'incapacità a gestire la situazione che dovrebbe costringere le autorità
a tenere bene aperti gli occhi perché c'è l'altra emergenza, quella sanitaria, che non dà tregua. Invece si continuano a registrare sbarchi come se nulla fosse, come se il problema non esistesse nella sua drammaticità. E così il lavoro della prefettura di Agrigento si riduce nel curare i trasferimenti dei migranti. Saranno infatti 107 quelli che verranno trasferiti a Porto Empedocle in attesa di altri arrivi e di altre disposizioni del ministro Lamorgese. Tutta l'Italia rinfresca, la Sicilia invece no. Purtroppo è il caso di dire, sono queste le previsioni per le prossime ore quando le temperature subiranno un forte calo in tutta la penisola con 10 gradi in meno, con l'afa che abbandonerà le regioni da nord a sud con temporali, mentre in Sicilia si prevedono anche ancora 37 gradi. Praticamente non cambierà nulla. Il Codacons provinciale interviene sul rilascio delle carte di identità al comune di Agrigento. Arturo Cantella. Nota stampa del Codacons di Agrigento, coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e la tutela dei diritti di utenti e di consumatori, sul fatto che ad Agrigento anche riuscire a rinnovare ad avere un documento di identità diventa quasi impossibile. Per Codacons si chiede che al riguardo venga aperto un fascicolo, visto che qualcuno si fa pagare anche per la prenotazione. Carte d'identità, la gente continua a rivolgersi a noi, afferma il Codacons, per un servizio che mette in difficoltà tutti i cittadini che ne vorrebbero chiedere il rilascio per necessità. Stiamo parlando di un servizio essenziale. L'amministrazione alle nostre numerose sollecitazioni, afferma il Codacons, ha risposto stiamo provvedendo, salvo poi accertare anche sulle stesse pubblicazioni sul sito ufficiale del comune che state giocando. Nel video a corredo della nota stampa facciamo vedere documenti e dimostriamo come questa amministrazione naviga a luci spente e non sta assolutamente cambiando rotta. Avere il rilascio della carta d'identità ad Agrigento per Codacons è divenuto un momento di cortesia dell'amico. Non vogliamo aggiungere altro, ma riteniamo vada subito aperto un fascicolo da parte delle autorità preposte. Riteniamo che adesso sia il momento di dire come stanno le cose e non di raccontare storielle come quella delle 700 tessere con numeri da record. Vi invitiamo pertanto a sbirciare tra le determine e saprete qualcosa di in più sulla vera verità, conclude il Codacons. Vediamo se riusciamo in pochissimi minuti a fare il punto. Nel mese di aprile, come Codacons, abbiamo inoltrato al comune l'accesso agli atti perché avevamo molte lamentele per quanto riguardava il rilascio delle tessere di identità, la cosiddetta carta d'identità elettronica. Cosa accade? Il sindaco ci risponde su di un quotidiano. L'indomani stesso il sindaco lo fanno rispondere ai suoi uffici, ci risponde immediatamente. Guardate come risponde, ve lo faccio vedere. Guardate, questo è il quotidiano, il sindaco risponde: l'ufficio per i servizi demografici del comune di Agrigento ogni mese espleta circa 700 pratiche di carte d'identità, quasi il doppio della media degli altri comuni italiani con la stessa popolazione. Purtroppo ci duole dirlo, falso perché noi le lamentele dei cittadini le abbiamo appurate, abbiamo fatto una grande ricerca prima di fare la lettera di accesso agli atti. Abbiamo cercato di capire più cose possibili. Addirittura abbiamo scoperto che qualche cartolibreria, centro scommesse, qualcuno si fa pagare per la prenotazione della carta d'identità elettronica che avviene tramite sito. E allora, perché è falso? Subito dopo intervengono assessori, sindaci, vice sindaci, dicono che stanno mettendo ancora personale, andiamo di fretta. Cosa accade? Ecco cosa accade. Vi faccio vedere cosa accade. Eccolo qua. Periodo di carte d'identità elettroniche, queste sono pubblicate tutte sul sito del comune, dall'1/5 al 15/5. Vediamo quante carte d'identità rilasciano. 188 in 15 giorni.
Queste sono addirittura proprio le giornate in cui rilasciano le carte di identità. Vedete, c'è pure l'incasso e tutto. Questa è la determina responsabile per farvi capire che noi non siamo stupidi. Il sindaco ha dichiarato circa 700 pratiche, 188 in 15 giorni. Vediamo negli altri 15 giorni quante ne hanno rilasciate nello stesso periodo. Andiamo, vediamo. 225, 188, 225, 400. Sì, 400 carte di identità. Da qua a 700 ce ne vogliono. Andiamo un altro periodo, non vorrei che qualcuno pensi male. 1,6, 15,6. Vediamo quante. 242. Addirittura, sempre ripeto, c'è allegata alla determina gli incassi giornalieri e il rilascio giornaliero. Allora, stringiamo sempre, cosa accade? Intanto noi sfidiamo di nuovo l'amministrazione a rendere pubblici i numeri, ma sono pubblici perché sono già nel sito. Cioè vorremmo che un giornalista, come fece l'allora giornalista Giovanna Neri, senta il sindaco e capisca perché le raccontò queste grandi cavolate. Il sindaco diede i numeri, mi spiace dirlo, ma il sindaco diede i numeri. Non so quali uffici hanno consigliato al sindaco di dare questi numeri, ma il comune di Agrigento in un mese non ha mai rilasciato 700 carte di identità. Forse volevano andare a finire sui giornali nazionali, non so perché quella volta fecero dichiarare questi numeri al sindaco e la giornalista, bonariamente presumo, non accertò ciò che stava accadendo. Teatri di pietra ad Eraclea Minoa. Ascoltiamo il regista Aurelio Gatti. Aurelio Gatti è il fondatore e il direttore artistico dei Teatri di Pietra, la rassegna che si svolge dal 1999 nei teatri antichi e nelle aree monumentali del paese. Quest'anno come sta andando? Sembra stia riscuotendo particolare successo. Ma sì, innanzitutto le chiamate da più parti di ritornare ad aprire i teatri, soprattutto quelli all'aperto, è stata una chiamata che ha inciso. Poi fondamentalmente la legittimità di quei territori, partendo proprio da Eraclea Minoa, che indipendentemente i grandi disagi, le grandi limitazioni che hanno avuto, hanno sentito forte di ripartire dal proprio territorio. Non è che si fa teatro, si fa identità. Qui noi siamo nel parco archeologico di Eraclea Minoa, fa parte del più grande parco della Valle dei Templi, è un comprensorio straordinario. È logico che tutti quei comuni che hanno voluto investire sopra il loro territorio, noi lì troviamo il motivo di reinventarci le comunità attraverso il teatro. Stanno andando bene? Devo dire che si è partito a fine giugno nel Lazio, all'anfiteatro di Sutri, poi l'anfiteatro Campano in Santa Maria, il teatro romano di Volterra e quindi la Villa Fraioli e poi la Basilicata e poi il teatro romano di Teano. Cioè quest'anno sono 23-24. La Sicilia fa la parte da leone con appunto Eraclea Minoa, con il teatro antico di Acrai, il Palazzo Crede, con Milazzo, la grande area del castello, piuttosto che con il parco archeologico Lilibeo di Marsala o quel Palmitelli di Caltanissetta. Sono tutti punti fermi di volontà degli amministratori, dei direttori dei parchi, di soprattutto quelle persone che danno la sponda al teatro che ha visto da Cinzia Maccagnano, vedrà Elisabetta Pozzi fra poco, Mita Medici, ha visto personaggi come la Preziosi e nuove produzioni, quelle di Emanuele Giliberti. È uno spirito unito intorno all'idea, si riparte, ma ripartiamo bene, perché c'è bisogno di ripartire con prospettiva, non per tirare a campare. Presentato a Realmonte il libro di Alberto Todaro, Aditi racconti d'Africa. Arturo Cantella.
Terzo appuntamento con la rassegna letteraria Memoria e Patrimonio, coordinata dal giornalista Calogero Conigliaro, inserita nel cartellone estivo di Costa Bianca Estate, organizzata dal comune di Realmonte, diretto dal sindaco Sabrina Lattuca. Un incontro con gli autori Alberto Todaro e Nuccio Zicari è avvenuto presso il noto locale della Baia, alla presenza di un numeroso pubblico che con interesse ha ascoltato le letture dei testi di Salvatore Nocera Bracco, che hanno descritto le emozioni che gli stessi autori hanno vissuto durante i loro viaggi in Tanzania, in una sorta di diario di viaggio. Il volume, intitolato ADT, Racconti di Africa, è stato edito dalla casa editrice agrigentina Medinova, presenti all'evento anche Valerio Landri, direttore della Caritas, Annalisa Tornambè dell'Associazione Aquarinto, Antonio Liotta, editore di Medinova, e il sindaco di Realmonte Sabrina Lattuca. Memoria e patrimonio, questa è la terza attività che si fa nell'ambito della rassegna letteraria che il Comune di Realmonte ha realizzato per mettere a fuoco e valorizzare non solo le bellezze paesaggistiche che abbiamo, ma anche e soprattutto la cultura, quindi promuovere il territorio attraverso la cultura. L'attività di questa sera riguarda la presentazione di un testo, si chiama Aditi, scritto a quattro mani da Nuccio Zicari e da Alberto Todaro. Sono dei racconti leggeri, come hanno detto gli autori, descrivono l'Africa in modo attraverso i bambini, attraverso la loro quotidianità e attraverso le loro nonne. A me ha colpito anche però l'ultimo racconto tratto da una novella di Pirandello, Il capretto nero, e quindi capretti neri, che sta a significare che ancora purtroppo vi è la retorica della carità e quindi ancora tanti passi avanti si devono fare per fare sì che queste popolazioni possano raggiungere un equilibrio loro e una loro autosufficienza. Realmonte è sempre presente rispetto alle tematiche che guardano non solo alla ricchezza, ma anche quindi patrimoniale, ma anche alla ricchezza dell'anima, e quindi non potevamo non trattare questo importantissimo argomento. Io vado in Africa dal 2004 e sono un volontario di Nimbayeto. Ogni anno, insomma, comunque quando si può, negli ultimi anni non si è potuto, io vado in Africa e tornando scrivo dei pezzi, delle impressioni che ho raccolto in questo libro. C'è ad esempio il primo pezzo è un diario di viaggio, è il diario del mio primo viaggio. Poi c'è per esempio un piccolo glossario, in Tanzania si parla lo Swahili, è un piccolo glossario di Swahili, ma in realtà non è un corso di Swahili, è semplicemente da alcune parole Swahili cerco di spiegare cosa significano e cosa significano per quelle persone. E poi ci sono per esempio dei ritratti di persone che abbiamo conosciuto. Un altro pezzo molto importante è un confronto, una sorta di intervista doppia che io ho fatto tra un bambino di Isimani e un bambino italiano. Fanno le stesse cose, vanno a scuola, giocano, stanno in famiglia, ma in maniera totalmente diversa, per cui veramente il contrasto è stridente. Poi c'è anche il ritratto di un bambino che si chiama Caiuco, e l'ultimo pezzo al quale tengo molto peraltro è un pezzo tratto da una novella di Pirandello, Il capretto nero. La presentazione di questo libro, che narra l'esperienza missionaria in Tanzania nella missione di Isimani nel distretto di Iringa, è un invito a riflettere su cosa voglia dire vivere l'esperienza della missione in un'ottica di comprensione delle ragioni delle migrazioni. È importante per noi ripercorrere l'esperienza vissuta da Alberto Todaro e da Nuccio Zicari in Tanzania all'interno della missione agrigentina di Isimani, proprio per questa ragione, per comprendere meglio le ragioni delle migrazioni e riuscire ad avere uno sguardo più ampio sul migrare umano. Prima edizione della Settimana della Cultura a Cammarata dal 28 agosto al 5 settembre.
L'intenzione, dice il sindaco Giuseppe Manciapane, è che la settimana della cultura non si fermi alla prima edizione, ma possa continuare ogni anno per valorizzare il territorio, il centro storico e i prodotti locali. Domenica prossima, 29 agosto, alle 5, nella Valle dei Templi, Gaetano Aronica con il suo E non temere il domani. Alla conferenza stampa di presentazione c'era per noi Arturo Cantella. Si svolgerà domenica 29 agosto il gran finale di un'estate mitica che ha visto riunirsi intere generazioni di spettatori alla Valle dei Templi di Agrigento, dalle prime luci dell'alba a notte fonda. Visite anche con degustazioni e teatralizzate, musica, insomma un programma unico e di gran successo. E non temere il domani, una traversata sul Mediterraneo attraverso le debolezze e le aspirazioni dell'umanità, con e di Gaetano Aronica, che con la compagine del Teatro Pirandello ha preparato un'operazione di grande respiro. L'iniziativa è stata realizzata in collaborazione con la società Coop Culture. Stiamo andando molto bene, devo dire che sono felice che Coop Culture e il Parco della Valle dei Templi mi abbiano affidato quest'ultima alba. Infatti siamo qui per dei sopralluoghi con Marcella Lattuca, che è una delle protagoniste, e Stefano Trizzino altrettanto. Siamo felici, naturalmente sono tutte persone di Agrigento e questo è un valore in più che ci mette in competizione con l'Europa, che è un po' lo scopo di tutto il progetto della Valle dei Templi, cioè cercare di fruire in modo diverso della nostra valle proprio secondo i nuovi modelli europei e anche gli stimoli che vengono dagli altri continenti. Questo bellissimo progetto infatti va visto in una chiave internazionale. Sono orgoglioso, felicissimo che abbiano dato a me la possibilità di dire l'ultima parola alla Valle dei Templi il 29 agosto all'alba con E non temere il domani, che è l'ultima frase, l'ultimo rimedio che il grande medico Paracelso oppone ai 7 peccati che l'uomo commette da tempi immemori. Per cui veramente grande entusiasmo, invito tutti a venire perché sarà la grande festa di fine estate. Ringrazio chi mi ha dato questo compito e chi mi ha dato questo onore e soprattutto ringrazio la città che sarà presente come sempre a tutti i miei spettacoli e che mi rende così felice di appartenere a questa bellissima terra. È molto importante e formativa, anche perché abbiamo portato in giro uno spettacolo di rottura, uno spettacolo nuovo, un'assoluta novità, che lascia anche un buono spunto di riflessione al pubblico, che poi è diciamo, il dovere del teatro, quello di far riflettere, divertire ma anche far riflettere. Una stagione sicuramente interessante. Ecco, qual è stato lo spunto che ricorderai anche nell'ambito della tua carriera di questa stagione estiva? Soprattutto la scena finale quando ammazzo Gaetano, quella è la cosa che mi rende più forte e agile. No, io porto sempre la nostra Agrigento in giro per il mondo, quindi grazie a Gaetano che ci dà sempre l'opportunità al Teatro Pirandello di continuare a fare il teatro che riusciamo a fare. Vi aspettiamo numerosi perché è uno spettacolo imperdibile. Allora, devo dire che il testo mi ha aiutata molto perché comunque è ricco di suggestioni, c'è stata una grandissima ricerca in merito a materiali, tessuti, anche se diciamo qui già la scenografia è quella naturale, per cui abbiamo fatto poco in merito alla scenografia. Però mi sono divertita molto, è stata un'esperienza meravigliosa e spero insomma di tornare nuovamente in questo meraviglioso posto per poter contribuire anch'io con il mio piccolo. Leonardo Guarnieri di Coop Culture, ecco, parliamo di quest'ultimo evento tanto atteso e di una stagione sicuramente brillante alla Valle dei Templi. Lo spettacolo dell'alba è un evento conclusivo, quello del 29, tanto atteso perché in realtà quel giorno noi termineremo un progetto di grande successo. Dobbiamo dire una cosa, ecco, Agrigento si può vantare di aver iniziato le visite teatralizzate all'alba e di questo siamo sicuri che siamo stati i primi in Europa. L'abbiamo fatto proprio in linea con i grandi musei e con i grandi siti archeologici d'Europa. Abbiamo raccolto migliaia di persone che si sono radunate alle 4:30 del mattino per visitare la Valle dei Templi in un momento del tutto speciale, quando poi diciamo oltre alla visita ci sono gli attori, c'è il teatro, c'è la vita che scorre in maniera diversa ed il 29 ci sarà un appuntamento speciale perché con il grande termine noi racconteremo anche come è andata questa grande estate. Francesco Gianquinto lascia la carica di presidente dell'Associazione Albergatori di Castellammare del Golfo Scopello.
Non c'erano più le condizioni per mantenere questo incarico così importante, soprattutto perché molti degli associati avevano più volte manifestato delle remore nei confronti di parte del direttivo. Ho preferito non continuare. Alcune strutture che avevano sempre manifestato disinteresse per le attività dell'associazione si sono fatti sentire quando, ahimè, sono state fatte delle azioni molto forti. Faccio un esempio: quando ci siamo opposti alla creazione, anche all'idea del forno crematore a Castellammare, molti hanno subito espresso le loro preoccupazioni, molti altri sono rimasti nel silenzio. Questa volta invece non c'è stata una presa di posizione così forte come nell'ultimo periodo. È stato davvero difficile andare avanti, perché c'erano delle critiche sulla mancanza di condivisione delle varie strategie che stavamo mettendo in atto, delle varie nostre prese di posizione, che in realtà poi non erano condivise da buona parte dell'associazione. Bisogna sapere quando è il momento giusto per staccare la spina. Per svolgere appieno, in modo efficiente, un incarico del genere bisogna essere anche consapevoli dei propri limiti. C'era questo senso di impotenza quotidiano che non dava certezze, e quindi purtroppo per svolgere un ruolo così importante c'hai bisogno anche spesso di avere delle certezze, che qui purtroppo si è fatto fatica ad avere. Al netto delle considerazioni che si possono fare per l'emergenza sanitaria che c'è stata e che ha influito tantissimo anche sulle nostre singole programmazioni, posso dire che purtroppo abbiamo da sempre, come associazione, da presidente, abbiamo sempre sollevato delle richieste, abbiamo avanzato delle istanze, che purtroppo queste sono sempre state messe da parte. È una situazione che è talmente difficile che spiegarla così in 2 parole non è davvero semplice. Capisco anche che purtroppo il nostro settore, che è stato uno di quelli più colpiti insieme a quello della ristorazione, non è mai stato ascoltato come si deve, e si vede, basta chiedere ad un turista qualsiasi che in questo momento si trova a Castellammare. È un lavoro che noi facciamo quotidianamente: ascoltare il turista, l'ospite che arriva sul nostro territorio, di sicuro non ha una bella impressione, quindi è davvero difficile migliorare la loro percezione delle cose. Sicuramente si poteva fare molto di più. Ci siano state date delle giustificazioni che, a mio modo di vedere, non sono sufficienti, perché si poteva fare sicuramente molto di più, e credo che si dovevano trovare delle soluzioni alternative che in realtà non sono state affrontate con sufficiente vigore. Vedo che fare rete è davvero molto difficile in questo territorio. Ci ho provato, ho cercato in tutti i modi di assistere e supportare gli associati, ma anche chi aveva tutta l'intenzione di farne parte. È stato un lavoro molto sfiancante, specie l'anno scorso, quando non si sapeva esattamente quali erano le condizioni per ripartire, quindi abbiamo dovuto, insieme al direttivo, supportare le tante richieste che ci arrivavano di informazioni, di chiarimenti. Per un bel periodo rimarrò a seguire la mia attività, che è la cosa principale. Cambiamo argomento: un altro esercizio pubblico chiuso per inosservanza alle norme anti-Covid, questa volta a Messina. Nel trascorso fine settimana i carabinieri della compagnia di Patti hanno intensificato i controlli lungo le principali arterie stradali del territorio di competenza, ed in particolare sono stati predisposti controlli allo scopo di contrastare reati in genere e, più nello specifico, quelli di natura predatoria, oltre all'attenzione rivolta al rispetto della normativa anti-Covid-19. A Santa Domenica Vittoria i militari della locale stazione hanno denunciato in stato di libertà un 55enne del luogo per guida in stato di ebbrezza alcolica, nel corso del controllo eseguito nei confronti dell'uomo. Mentre era alla guida dell'autovettura a lui in uso, i militari hanno accertato un tasso alcolemico medio superiore a 1,30 grammi litro. Per tale motivo è proceduto al ritiro della patente di guida. Gli stessi militari inoltre hanno denunciato in stato di libertà un 47enne, originario della provincia di Catania e abitante nel Siracusano, per false dichiarazioni sull'identità o su qualità personali proprie o di altri. L'uomo, nel corso del controllo eseguito nei suoi confronti, mentre era alla guida di un'autovettura, ha fornito ai carabinieri false generalità. Attraverso più approfondite verifiche, i militari dell'Arma sono riusciti ad addivenire alla sua esatta identificazione.
accertando altresì che era sprovvisto della patente di guida, in quanto revocatagli nel 2017 dalla prefettura di Siracusa, e pertanto al 47enne è stata comminata anche la sanzione pecuniaria di 5.100 euro. I carabinieri della stazione di Sinagra, collaborati dai militari dell'Arma di Ucria e di Ficarra, hanno proceduto amministrativamente nei confronti del titolare di un esercizio pubblico, poiché inottemperante alle disposizioni finalizzate a contenere il contagio da Covid-19, nei cui confronti, oltre alla sanzione prevista per il mancato uso dei dispositivi di protezione individuale nell'espletamento dell'attività lavorativa, è stata applicata la chiusura per 5 giorni dell'esercizio. Durante il servizio complessivamente si è proceduto al controllo di 122 veicoli e 165 persone, levando 21 sanzioni relative a infrazioni al codice della strada. Restiamo a Messina, tamponi a pagamento per chi non ha il Green Pass. Lunedì 23 scatta il pagamento di 15 euro per chi non possiede Green Pass, quindi non è vaccinato e vuole effettuare un tampone rapido antigenico all'ex gasometro di Messina. Rimane invece gratuito per i vaccinati. In entrambi i casi rimane comunque necessaria la prenotazione con massimo 400 prenotazioni al giorno, divise in 2 turni, 8-14 e 14-20. Chi si presenterà senza prenotazione non potrà effettuare tampone. La ricevuta del versamento dovrà essere esibita prima dell'ingresso nell'area dell'ex gasometro per l'esecuzione del tampone. Chi era già in possesso della prenotazione potrà mantenerla, ma dovrà effettuare il pagamento, se si tratta di persona non vaccinata, ed esibire la ricevuta. Per quanto riguarda invece i tamponi molecolari, saranno a pagamento e i cittadini con Green Pass per vaccinazioni dovranno versare 30 euro, mentre per i non vaccinati la quota sale a 50 euro. Il commissario straordinario dell'ASP Messina, Bernardo Alagna, e il commissario per l'emergenza Covid di Messina, Alberto Firenze, hanno firmato ieri sera un'ordinanza urgente e contingibile alla luce delle ultime disposizioni del governo Musumeci. Ci siamo allineati alle indicazioni regionali, fornendo diverse modalità per pagare il tampone, rendendo così più agevole il servizio agli utenti. Per quanto riguarda le attività nella stazione di Marittima Molo Rizzo, rimangono gratuiti, a prescindere dallo stato di vaccinazione. I tamponi antigenici rapidi volontariamente richiesti dalle persone che arrivano nel territorio siciliano muniti di titolo di viaggio, nonché per coloro che partono da Messina con direzione Isole Olie. Il personale sanitario addetto all'unità screening tamponi, sia nell'ex gasometro che nella stazione marittima Molo Rizzo, avrà cura di timbrare e siglare o comunque vidimare la ricevuta di pagamento che verrà esibita o il titolo di viaggio. Rimangono gratuiti i tamponi rapidi a Taormina per l'ingresso al Teatro Antico. A partire da oggi, nella fascia oraria 8-20, potranno essere eseguiti, previa esibizione del biglietto di titolo al teatro presso l'Usca di Taormina, sita in piazza San Francesco di Paola. Nell'area screening terminal di Milazzo, nella fascia oraria 8-20, saranno eseguiti i tamponi rapidi gratuiti, a prescindere dallo stato di vaccinazione, previa esibizione del titolo di viaggio, da o verso le Isole Olie. Il personale sanitario addetto avrà cura di timbrare e o siglare o comunque vidimare il titolo di viaggio che dovrà essere esibito dall'interessato prima di essere sottoposto al tampone. Pausa per la pubblicità, linea alla regia. A tra poco con lo sport. Siamo giunti allo sport, nuovi arrivi in casa Acragas. Carmelo Lentini. Continua ad arricchirsi di nuovi elementi il mosaico biancazzurro. Il DS Peppe Camarata ha infatti concluso un paio di trattative interessanti per lo scacchiere del trainer Giuseppe Anastasi. Domenica scorsa infatti aveva giocato contro il Gela ed oggi arriva la riconferma per Andrea Punzi, roccioso difensore palermitano classe 97. Come si ricorderà, il ragazzo si fece male ad inizio stagione proprio in biancazzurro e ciò lo costrinse ad andare sotto i ferri per un intervento al menisco. Dopo un anno tribolato grazie ad un'attenta fisioterapia, Punzi si è rimesso bene, ritornando in forma. Il ragazzo ha firmato nuovamente per l'Acragas. Nel contempo la rosa si arricchisce di un altro elemento giovane di qualità. Si è aggregato alla rosa del tecnico Giuseppe Anastasi il centrocampista offensivo Simone Giuffrida.
ex città di Sant'Agata in Serie D, Paternò e anche Giarre. Etneo Purosangue, classe 2001, è cresciuto nel settore giovanile del calcio Catania, indossante le maglie delle formazioni Under 17 nazionale e Berretti. È un centrocampista dai piedi buoni, un calciatore di movimento, giovane di spessore e anche con il vizietto del gol. Ma il calciomercato biancazzurro non si è affatto fermato ed in settimana sono già pronti altri interessanti colpi di mercato che prevedono altri calciatori over e qualche under. Ad Aragona, calpestio del terreno di gioco in attesa di omologare il nuovo stadio. Ci sono le interviste di Tonino Butera. Di delegazione Angelo Caramanno è voluto essere presente nel suo vecchio stadio perché Angelo ha giocato con l'Aragona, ora è presidente di delegazione, sempre in mezzo allo sport. Che impressione hai avuto della struttura e di tutti questi bambini che oggi sono scesi allo stadio comunale? Allora, per me è emozionante tornare in questo campo perché ci ho vissuto tanti anni da calciatore e anche da allenatore e quindi ritornare ad Aragona è sempre bello. Trovare questo campo è meraviglioso, è un gioiellino. Veramente uno dei campi più belli che abbiamo in Sicilia e quindi io come presidente della delegazione Agrigento sono orgoglioso di poter usufruire di questo campo perché sicuramente l'Aragona lo mette a disposizione delle nostre attività che facciamo in federazione, sono sicuro, e devo fare complimenti ai 3 sindaci che si sono succeduti dal 2011 a oggi per averlo portato a termine, ma soprattutto a Tonino Butera che è il nostro componente, che è stato veramente l'artefice perché è stato sempre presente e ha pungolato sempre i vari amministratori affinché ciò avvenisse. Alla fine la cosa principale è che il sogno si è realizzato, un sogno realizzato in un campo, come dicevo prima, un gioiellino nel vederlo, nel calpestarlo e quindi che dire, noi siamo orgogliosi che questo campo possa dare ad Aragona di nuovo una squadra di calcio e che molti bambini possano tornare di nuovo a fare attività calcistica, specialmente in questo contesto, in questo periodo particolare di Covid, dare questa struttura è meraviglioso. Quindi complimenti ancora e auguri per le attività future all'Aragona. Stadio comunale Totò Russo c'è il presidente Santino Lopresti, presidente, un avvio attività alla grande per questi bambini. Sì, questo è come dire, lo sapevamo, lo capivamo che erano la parte più debole della società e dopo un anno di stare fermi chi aveva le conseguenze, chi aveva come dire, sentito di più degli altri questo stare fermi, questo stare a casa erano i bambini. I bambini hanno necessità di stare su questo campo perché gli consente di stare insieme, stare all'aria aperta ed essere liberi. L'amministrazione comunale ha realizzato un grande progetto, ha fatto un campetto in erba sintetica, illuminata, quindi si può giocare per molte ore della giornata e anche una parte della serata, dando precedenza ai bambini che nel pomeriggio possono venire a giocare. Io dico però che noi stiamo ripartendo, ripartirà anche il calcio regionale, ripartirà a livello nazionale, però abbiamo la necessità di non chiudere e per non chiudere c'è una cosa che è importante, il vaccino. Noi dobbiamo vaccinarci tutti, la Sicilia, chi vuole partecipare alle competizioni dovrà essere vaccinato e quindi come dire, per noi è un obbligo anche di tipo sportivo. Ecco, facciamolo tutti perché questo ci consentirà veramente, ma non solo per il mondo del calcio, ma in generale di poter essere un po' più liberi tutti e di evitare, ecco, così come ancora vediamo, una serie di persone che vengono a mancare e quindi nel rispetto di questi e delle persone che talvolta si ammalano e non ce la fanno è giusto che noi invece come dire, facciamo questa operazione del vaccinarsi perché io ritengo che attraverso il vaccino possiamo veramente guarirne tutti. Presidente Valenti, una giornata importante per Aragona, si inizia il calpestio del nuovo terreno di gioco, tantissimi bambini al campo, questa è la più bella soddisfazione che si può avere. Sì, sicuramente è un momento importante, un momento dove c'è l'inizio di un'attività. Per adesso c'è stata la progettazione, la realizzazione di questo stadio, adesso inizia veramente la cosa più bella, quella di usufruire questo impianto bellissimo, questo impianto che veramente darà sicuramente tante soddisfazioni, non solo a te Torino che sei stato continuamente dietro a tutte le situazioni pur di realizzare una cosa così bella, però penso che sarà una cosa che sicuramente l'Aragona, la provincia, un po' tutti usufruiranno di un cielo che darà la possibilità, a mio avviso, a tanti di questi bambini di poter ritornare in questo stadio a praticare attività motoria e soprattutto a divertirsi, credo che sia la cosa più importante. Per lo stadio Scoglio di Messina presto arriveranno le coperture.
Il risultato che oggi noi registriamo è quello di valutare in termini radicalmente opposti l'approccio che il Comune ha nei confronti dello stadio, e andiamo già al primo elemento importante. Abbiamo fatto una delibera di indirizzo dove si dà mandato ai dipartimenti competenti di procedere alla pubblicazione di un bando internazionale, un concorso di idee, perché il primo passo che ora vogliamo fare è la copertura dello stadio San Filippo, è fondamentale. Questa è una valutazione che lasceremo ovviamente poi a chi partecipa. Noi l'indirizzo è parziale o totale, ognuno poi proporrà un'idea. Metteremo come premio un importo importante, probabilmente 30 o 50 mila euro, quindi è ovvio che noi puntiamo molto a questa scelta. Già c'è anche chi ipotizza, per fare un esempio, copertura con del materiale che fondamentalmente consenta di sfruttare tutta la superficie con pannelli fotovoltaici, tanto per fare un esempio. Noi quello che oggi vogliamo invece modificare è l'approccio che c'è stato, e quindi questa struttura, arrivata a questo punto, deve essere messa nelle condizioni di dare il massimo per come è stata concepita. La copertura diventa indispensabile. Anche i lavori che abbiamo iniziato, abbiamo già destinato 500 mila euro, se andate a guardare gli impegni degli ultimi probabilmente 15 anni, forse i 500 mila euro il Comune li avrà spesi in 15 anni, forse, nei confronti dello stadio per piccola attività di manutenzione. Noi abbiamo fatto questa scelta consapevoli con quella che è stata oggi una strategia di valorizzazione sulla quale puntiamo anche in una gestione che è stata affidata a Messina Servizi e che riguarderà intanto la garanzia di quella che è la piccola manutenzione, la cura del verde e una sistemazione complessiva proprio per cercare di chiudere certe fasi, certe stagioni dell'utilizzo, usato un termine forte e brutto, come pisciatoio dello stadio San Filippo. I grandi eventi, qui siamo alla conseguenzialità anche di un contesto che oggi ci consente di poter programmare grandi eventi. L'assessore Gallo su questo è stato irremovibile, ma noi siamo d'accordo. Quello che io voglio evitare è che ci sia semplicemente l'evento episodico che poi purtroppo, e questo l'abbiamo registrato da documentazione agli atti, ci consegna uno stadio che è nelle condizioni peggiori rispetto a prima. Bene, era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e arrivederci.